Buonasera, bentrovati a Corner. Venerdì sera una collocazione anomala per il post gara del Catania. Si è giocato di giovedì, allora noi siamo qui per commentare quello che è successo ieri sera a Benevento. Lo faremo come sempre assieme a Max Velotto. Buonasera a tutti. Grazie Max, grazie ad Angelo Micale che torna. Buonasera a tutti. Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Angelo Patanè. Che bel seggio. Buonasera Angelo, Grazie, buonasera ai telespettatori. Andiamo da Giulia. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. Vi ricordo che potete mandare i vostri messaggi, però mi raccomando brevi, al numero 342 771 2855. Brevi ed educati. Ecco, vabbè, quello è edulcorati. sottinteso. Ma ti sei comunque svegliato per dal me. sogno? Sono svegliato al sogno male con un incubo. Allora, state calmi tutti e due, dobbiamo vedere la nostra copertina, fra poco parleremo del sogno, parleremo del risveglio, a fra pochissimo vediamo la copertina. Squadre che stanno entrando in campo proprio in questo istante, amici telespettatori. Forza Catania, incrociamo le dita, perché a dirigere questa partita, lo state vedendo, c'è uno dei migliori arbitri della categoria, non a caso è la partita, la madre di tutte le partite, la dirige il signor Mattia Drigo di Portoguaro. La Mesta che va in dritto per Salveni all'interno dell'area di rigore, pallone che sfiora e poi che girata di testa con il Benevento che si fa davvero pericolosissimo. Bravo Ierardi! Mezzo campo di Ierardi che mi rimette un pallone che è ancora vivo per il Catania. Cross, il tiro e il gol! Il gol del Catania! Il gol di Lunetta! Il gol di Lunetta! Ripartenza feroce, è stato bravissimo Ierardi, Angelo, bravissimo ad anticipare di forza l'avversario, la palla per D'Ausilio che come al solito ha messo una palla al bacio per la testa di Lunetta che l'ha messa dentro. Come ha fatto Ierardi a mettere un pallone così perfetto, incredibile, la bravura di Ierardi. Al calcio di punizione fatto Orris Lanzino. Che gol di Lamesta, che gol di Lamesta, segna una parabola, Una grandissima punizione. pazzesca. L'ottavo gol di Lamesta. Dove l'ha messa Un Angelo? sinistro pazzesco. Lamesta che perfora la porta di Chini, la giocata pazzesca. Questa partita scatti bene il Catania, ma attenzione, all'interno del rigore c'è la possibilità, la battuta, il salvataggio da parte di Dini, il controtiro e poi il gol incredibile di quel giocatore che ho detto che si chiama Mignani. Questo entra e segna, questo è la specie di Remida del Benevento. Prima la respinta di Dini, l'arrembaggio della Benevento e poi Mignani che la prende sulla Dini. Si è fatto saltare troppo facile Casasola, Sì. non ne aveva più Casasola, Angelo, non ne aveva più, si è fatto saltare facile e Cazzo della Pianese. una gran confusione di Maida, ha fatto un mezzo miracolo Dini, nulla ha potuto sulla respinta. Istante fischia 2 volte. Carlo dice che il Benevento è davvero la prima forza di questo campionato. Benevento ingroppa la scopa e le streghe volano in alto, dove il Catania probabilmente non potrà più raggiungerlo. Sicuramente adesso il primo posto è irraggiungibile, la
squadra di Toscano deve adesso leccarsi le ferite e preparare bene i playoff, perché oggi ha dimostrato di non essere inferiore alla prima in classifica, anzi ha fatto veramente un'ottima partita il Catania. Il montaggio di Massimo Ceraulo per la nostra copertina. Comincerei da Angelo Micale, un suo giudizio. Ma guarda, io vorrei partire più che dal passato, per il futuro. Questa squadra deve immediatamente dimenticare tutto quello che è stato questo campionato e cominciare a ragionare in funzione di quello che possono essere i playoff. E ci deve arrivare in quella posizione in cui si trova adesso. Il che non è molto facile, perché adesso il Catania chiaramente è sgonfio da questo punto di vista. In questo momento il Catania chiaramente è a terra. Tra l'altro è a terra anche da un punto di vista fisico. Abbiamo visto dei giocatori che sono stati i pilastri per tutto il campionato con grossi problemi atletici. Alla fine Casasola e Donnarumma, insomma, ci voleva la bomba all'ossigeno, erano veramente arrivati. E questo non è sicuramente una buona notizia. Per quanto riguarda la partita col Benevento, il Catania non doveva arrivare in quelle condizioni, con quei punti di svantaggio, doveva arrivarci in un'altra condizione, non poteva giocarsi tutto in quella partita. E fra l'altro sapeva anche che queste due partite sarebbero arrivate in un momento specifico del campionato. Catania invece ci è arrivato male con una serie di partite non raccontabili. A questo aggiungiamo anche una totale mancanza di lucidità generale che aleggia in tutta questa squadra dall'allenatore in poi, e i risultati si vedono, sostituzioni inimmaginabili. Cioè ancora io oggi sto cercando di capire perché sono usciti i due giocatori che giocavano meglio in quel momento, ma forse è meglio pensare al futuro. Prima di andare dall'altra parte dello studio, cioè la mia destra, vorrei sentire invece Max un tuo giudizio sull'arbitro. Già ieri ti sei espresso. Sì, diciamo il giudizio sicuramente da parte mia è un giudizio positivo, quello nei confronti di Drigo, sul quale io avevo già giocato e investito delle credenziali importanti. Io prima della partita ho detto che secondo me era l'arbitro giusto per la gara giusta, un arbitro giovane, molto promettente, uno dei migliori terzi anni, un arbitro impegnato costantemente in gare di elevata difficoltà. Ieri ne è uscita fuori senza nascondere che comunque ha contribuito alla sua buona prestazione anche l'ottimo comportamento dei calciatori, che hanno, diciamo, mirato più a giocare piuttosto che a darsele. Quindi da arbitro vi posso dire che è stato semplice gestire una gara da un punto di vista agonistico, bravo nelle gestioni tecniche. Da un punto di vista disciplinare, lo dico in anticipo, non condivido, anche perché secondo me è inesistente l'ammonizione di Di Noia. Nel complesso la prestazione secondo me è una prestazione ottima. Fossero Grazie, tutti sì. così gli arbitri. Allora, facciamo prima sì. Bagliasini, poi vorrei sì. sentire Così parlare lo soprattutto sul riascolto. suo risveglio. Sì. Sul suo risveglio vorrei È sentire. stato un incubo. Sì. Siamo a commentare ancora una volta una stecca del Catania della gestione Toscano nelle partite più importanti, partite che contano. L'anno scorso mi viene in mente la partita di andata dei playoff col Pescara, e quest'anno il momento cruciale della stagione, che ha un prologo nella gara con il Sorrento fuori casa, Catania che era ancora praticamente in testa alla classifica. Queste due partite che nell'immaginario di noi tutti erano le partite del possibile riscatto. Catania ne esce con un punto, con un gol fatto, è riuscito a tenere in vita una Salernitana morta e sepolta, che ieri le ha buscate anche dalla Casertana, e ha fatto ieri una partita che in quelle che erano le nostre immaginazioni di inizio stagione doveva essere la normalità, cioè che il Catania giochi bene non deve essere inteso come un fatto straordinario, doveva essere la normalità, e magari nel contesto di questa normalità ci può stare, perché in un campionato di Serie C, lo dice la storia, le 4-5 partite l'anno che stecchi chiaramente le devi mettere in preventivo. Quindi esaltare secondo me la prestazione di ieri del Catania
non è un'analisi onesta e obiettiva. La realtà ci dice che al secondo anno della gestione Toscano, ricordiamoci che Toscano a Cesena, primo anno non riuscì nell'obiettivo, ci riuscì il secondo anno, quest'anno la squadra è stata costruita sulle indicazioni dell'allenatore, pezzo per pezzo. Alla prova dei fatti siamo a commentare una squadra che ha 8 giornate alla fine ha 10 punti di distacco al Benevento. Questo a mio avviso è un fallimento tecnico. Patanè. Mi leggere il pensiero, Alessandro, proprio perché non ci parliamo prima. Il calcio è bello perché non è una scienza esatta, proprio per questo ne possiamo parlare tutti, possiamo avere le nostre opinioni, ci può piacere un allenatore piuttosto che un altro, un sistema di gioco piuttosto che un altro, però alla fine poi contano i dati obiettivi, perché l'unica scienza esatta del calcio è quella legata ai numeri, quella legata alla classifica. C'è poco da raccontare, c'è poco da dire. Poi dietro ogni classifica, dietro ogni numero, dietro ogni prestazione c'è una storia, dietro ogni evento, dall'infortunio al calcio di rigore dato, non assegnato, ma siamo giunti davvero ai titoli di coda di questo campionato e nascondersi dietro un dito è assolutamente una circostanza che non è quella legata all'oggettività con la quale vogliamo parlare ai nostri telespettatori. E parliamo con le parole della dirigenza, parliamo con le parole di Toscano, ne parliamo dopo la partita di Salerno e di Benevento. Questo è stato un refrain che è andato in onda nelle ultime 6-7 partite di questo campionato, soprattutto nel girone di ritorno, soprattutto dopo gli scivoloni, dopo i passi falsi, dopo le partite pareggiate o perse in maniera assolutamente inopinata. Proprio per questo motivo, Alessandro, concordo nel dire che oggi certifichiamo il fallimento del primo obiettivo del Catania, perché questa squadra, raccontiamola per intero, non con la nostra voce, ma con la voce della dirigenza, con la voce dello stesso allenatore, è stata creata per essere prima in classifica, per vincere il campionato, per andare sul distacco nei confronti delle altre squadre, nelle altre formazioni. Oggi ci troviamo a 10 punti dalla prima, mancano una manciata di partite alla fine di questo campionato e Toscano stesso ha detto che questo campionato lo può perdere solo il Benevento. E allora la prima certificazione è che c'è un fallimento strutturale di quella che è stata l'idea della realizzazione di questo secondo anno e di questo campionato che doveva portarci noi ad essere il Benevento e non il Catania a dover essere sotto di 10 punti. Poi però, ripeto, le emergenze strutturali possono capitare un po' a tutti quanti, adesso dobbiamo ragionare secondo un altro obiettivo, che era il piano B ipotetico. Angelo, perdonami, ricordiamoci che a fine girone d'andata, 41 punti Catania, 41 punti il Benevento, il Catania già a quella situazione di classifica era senza Cicerelli e senza Loi, quindi comunque l'alternativa o le soluzioni a quei due infortuni il Catania le aveva trovate, si è chiuso all'andata a pari punti del Benevento. Ci stiamo ragionando. Io non Alessandro. posso pensare che per l'infortunio di Gennaro che è arrivato dopo il Catania ha avuto questo crollo, non lo posso neanche immaginare. Il crollo coincide ancora in un'altra stagione con il mercato di gennaio. Proprio abbiamo parlato del girone d'andata che coincide sostanzialmente anche quasi con la chiusura della prima fase e l'apertura del calciomercato, e allora le prime domande che dobbiamo farci è chi ha voluto Carnielutti, chi ha voluto Ponzi, chi ha voluto Di Noia, chi ha voluto Bruzzaniti, anche Miceli che tra l'altro è quello che ha il minutaggio più alto di questa squadra, ma è un difensore centrale. Soltanto per raccontarvela con i numeri, Carnielutti ha giocato una sola partita per 90 minuti. È stato un giocatore che ha tolto un posto fuori ruolo e ha tolto un posto fondamentale nell'ottica di quello che poteva essere il ventaglio di scelte nella fase di calciomercato, perché l'alternativa era trovare un centrocampista di proposizione e non un altro difensore. È vero. Però è arrivato e allora evidentemente chi lo ha voluto? Chiediamocelo, perché Alessandro, tutte le scelte sono state sempre condivise
tra Ma dirigenza e allenatore. Alessandro, Tutte. Sono le 21, ci dobbiamo fermare. Allora La i numeri, discussione i numeri- è bella, i molto numeri te li interessante. posso dare perché poi Me li dai dopo. te li do dopo, Me li dai però dopo. fammeli dare perché qui Dopo raccontiamo qualcosa diamo di i numeri, importante. mi raccomando, restate insieme a noi. Allora, ricominciamo corner, ripartiamo dai messaggi da casa. Partiamo dai messaggi. Per Toscano, in questo caso, Toscano è riuscito a fare regredire il rendimento di quasi tutti i giocatori, soprattutto quelli presi a gennaio. Poi Toscano, una Ferrari l'ha fatta diventare una 500 del 57. Buona serata. Commento brevissimo. Il campionato perso ha solo un responsabile, Domenico Toscano, che a mio avviso non riuscirà nemmeno a farci vincere i playoff. Abbiamo sicuramente giocato bene, ma non ho visto la cattiveria giusta per portarsi a casa i 3 punti. Ma cosa ci è mancato? Ma siamo veramente pronti per affrontare questi playoff? Buonasera a tutti, basta rimpianti. Il Catania ha perso il campionato in trasferte come Potenza e anche Siracusa. Adesso i playoff, ma rimane una grande ferita perché Toscano ha fallito. Buonasera, in occasione del secondo gol la difesa sembravano tante belle statuine. Vedi Donnarumma, un saluto al direttore Micale. Concludo con questa domanda per Vagliasinghi. È vero che la dirigenza dopo Sorrento ha sondato diversi allenatori? Posso dirti che la dirigenza è altamente insoddisfatta della situazione attuale del Catania, della classifica e del rendimento di questa squadra. Mi pare di risposta asciutta e puntuale. Da Padane, avvocato, prima dei numeri, dei da tuoi avvocato. numeri, Sì, ma non prima dei sono, tuoi... sono numeri, ma c'è anche dell'altro. Volevo sentire Angelo Micale a proposito di quali che potrebbero essere stati gli errori o che sono stati gli errori secondo me. Il problema è che è una questione di forma mentis. Toscano ha delle sue idee su cui non discute neanche con se stesso, secondo me, perché in realtà tutti devono giocare secondo un certo modulo, in una certa maniera. Voi non ci crederete, ma il grande problema di Toscano è stato per esempio Roberto Inglese, perché Roberto Inglese era il tipo di attaccante che serviva a lui. Attaccante, tanto per fare un esempio, similare a un altro attaccante che aveva avuto a Cesena. Mancando Roberto Inglese, lui si è ritrovato in una condizione diversa. Ma allora gli allenatori si distinguono in 2 categorie: quelli che giocano con un loro modo di pensare e quelli che invece dicono io ho questo materiale nelle mani e faccio in modo che questo materiale mi esploda, vada al meglio. Ecco, il problema di Toscano è questo, che lui secondo me non è riuscito, almeno fino a questo momento, a far giocare i giocatori per come venivano prima. Facevo un esempio: se voi prendete Cicerelli, veniva da un campionato stratosferico, è arrivato a Catania, sì, per carità, Cicerelli ha fatto un buon campionato prima di infortunarsi, ma non era il Cicerelli del campionato precedente. Bruzzaniti, stesso campionato, metà campionato, in un'altra squadra, era un giocatore straordinario, capocannoniere, tutto di più. Arrivato a Catania, naturalmente, ha dovuto cambiare modo di giocare e a quel punto non è detto che il giocatore ti dia il massimo di quello che ha. Ecco, io personalmente, ma dico personalmente, preferisco un allenatore che invece cerca in qualche maniera di sfruttare quanto più è possibile quello che ha in casa. Fra l'altro giocatori che abbiamo capito per certi versi ha voluto lui. Eppure non andiamo tanto lontano, ci sono dei giocatori che chiaramente hanno avuto anche altri problemi. Caturano era il capocannoniere l'anno scorso, arrivato a Catania, insomma ancora stiamo cercando di capire. Ma ci saranno stati anche dei problemi di ordine fisico, ma evidentemente forse il gioco di Caturano non va bene con il gioco di Toscano. Con i numeri che adesso sentiremo, invece ci sarà la dimostrazione di come il mercato di gennaio in realtà non è servito. Ma il mercato di gennaio, Angelo, non è soltanto una considerazione, perché poi io non voglio noi che facciamo questo lavoro da troppi anni, non dobbiamo attribuire responsabilità, perché poi le responsabilità se le prende chi sa di avere compiuto determinate scelte. Quindi sa la società quanto ci ha messo di errori nel trovare, per esempio, ripeto, Carnielutti, che è un giocatore assolutamente inutile, ma non perché lo dico io, perché lo dice Toscano, una sola partita 90 minuti. In una posizione sbagliata, addio ai monti, cioè un giocatore che ha comportato un investimento, una rinuncia, adesso lo ha voluto Toscano? Beh, valuti la società. Lo ha voluto la società? Beh, lo dica Toscano, perché io Carnielutti non lo voglio.
Ma cosa simpatica. Angelo, poi ti lascio i tuoi numeri prima No, che... ma- No, volevo ricollegarmi un attimo al discorso che faceva Angelo, perché è un passaggio fondamentale che ha detto Toscano in conferenza stampa. Sì. Alla domanda di un giornalista che gli chiedeva un giocatore piuttosto che un altro, meglio quello, meglio quell'altro, lui ha fatto un passaggio e ha detto non conta chi va in campo, conta chi va in campo come fa le cose. Ma la domanda che mi nasce spontanea è: ma i giocatori che fanno le cose di testa loro o fanno quello che gli viene detto? Punto interrogativo. Allora, proseguendo in questo ragionamento, proprio perché la parabola discendente coincide col girone di ritorno e il girone di ritorno coincide anche col calciomercato, attenzione, Ricordiamo, 41 punti pari alla fine del girone d'andata. Catania e Benevento. vuol dire che il campionato dell'anno scorso a questa società, io utilizzo un termine generico, società non ha assolutamente insegnato nulla, perché anche l'anno scorso il giro di ritorno e il calciomercato di riparazione comportò l'arrivo di una pletora di giocatori. Ma non c'erano i fondi di quest'anno, Angelo. Esatto. Quello Allora, di gennaio scorso è stato un mercato bene, chi arriva? a risparmio. A gennaio che arriva? Giocatore importante come Ponzi. Ponzi gioca 2 sole partite per un totale di 46 minuti. Cioè, stiamo parlando di 2 spezzoni da mezzo tempo per un giocatore che praticamente è stato voluto fortemente a gennaio. Al netto di Miceli, che è un difensore e quindi uno di quei... Mancando di Gennaro, mancando è di stato Gennaro, preso per giocare subito, quindi... deve giocare. Vi dico che un giocatore come Di Noia ha giocato soltanto 6 volte con una media di 45 minuti, soltanto. Ma l'aspetto fondamentale è capire chi ha voluto Bruzzaniti e perché. Perché questo giocatore, pronti e via, fa un ingresso in campo strepitoso. Per il resto ha fatto 10 spezzoni di partita, quindi non 10 partite di titolare Micale, 10 spezzoni per una media di mezz'ora. Adesso io vorrei capire da chiunque, perché poi la premessa è sempre quella, il calcio non è una scienza esatta, perché altrimenti tutti vinceremmo la Champions League, tutti quanti vinceremmo i campionati dalla C alla B. Ma un giocatore come Bruzzaniti può essere testato a una media di 30 minuti in spezzoni di partita, dopo che è un giocatore che ha comportato una richiesta, un impegno contrattuale. Ultima domanda e dopo ultima riflessione, non domanda, ultima riflessione. Caturano, la società deve dirci che c'ha, perché altrimenti... Non c'è bisogno che te lo dica la società, lo dice il campo. Alessandro, Ieri non mi sembra che fosse menomato o... Alessandro, non mi è sembrato. E allora, se la società sa che Caturano sta bene al 100%, faccia le sue considerazioni. Perché è vero, Caturano è arrivato, ha avuto l'infortunio, ma quanto tempo ci sta un ragazzo a rimettersi in forma? Allora ci dica se ha mangiato troppo, se la notte dorme poco, se sta con la compagna, se si mangia gli arancini, o altrimenti perché non viene prescelto come l'attaccante di riferimento di questa squadra. Angelo, il numero è fondamentale. 19 presenze di Caturano finora hanno comportato però una media di 29 minuti. Ora tu, il capocannoniere dello scorso anno, come lo puoi testare a spizzichi e bocconi da 29 minuti? Ti posso dire che dall'altro lato, fare il raffronto con il Benevento, Tumminello ne ha giocati 1350, 1500 Salvemini, 1800 Manconi, 2300 Lamesta. L'unica eccezione era il campanello d'allarme che ieri doveva fischiare nelle orecchie a Toscano appena entra in campo Mignani. Mignani è un record europeo perché è un giocatore che ha giocato spezzoni di partita e segna un gol nei campionati professionistici ogni 72 minuti. Mignani, pronti e via, entra e segna, pronti e via, Scusami, entra e segna. ci sta tutto. Sì. Mettiamolo a confronto perché è lo stesso discorso. Bruzzaniti, Mignani. Esatto. Bruzzaniti giocava nel Pineto, Mignani nella Pianese. Uguale. 2000 con 2002 di classe. Mignani è arrivato a Benevento, ha avuto un infortunio, ha saltato le prime 6-7 partite, ha cominciato a giocare
30 minuti, 40 minuti, Esatto. 60 minuti, ha fatto tante partite da titolare, lo hanno aspettato, lo hanno seguito, lo hanno sfruttato bene. Bruzzaniti no. Cioè, queste sono le cose che ci devono fare Ma mi riflettere. chiedo, chi vuole Bruzzaniti a gennaio? Perché Tutti, altri... tutti. Alessandro, la mia, la provocazione. Allora, se lo vuole Toscano, spieghi perché lo impiega così poco. Scusami, Mi fai tornare- perché Bruzzaniti? Perché Cicerelli si era infortunato, no? Mi fai Doveva tornare- arrivare il vice Cicerelli. E adesso che torna Cicerelli? Bella domanda. E adesso, e scusatemi, ma allora qualcuno mi dice se Caturano può fare 90 minuti o no? Perché altrimenti, se non c'è chiarezza in questo... Angelo, ma è drammaticamente semplice. Caturano col gioco di Toscano non va bene, per lui va bene il centravanti che gioca come forte, Ma che allora- partecipa al gioco in una certa maniera. ma perché- Caturano è un animale d'aria di rigore Ma che chi lo aspetta ha- lì 60 cross e su 60 cross ti fa 2 gol. E allora che però Angelo, è ci una dica buona Toscano media. Cioè non che è... Caturano l'ha voluto la società, L'ho gli ha capito. fatto 3 anni di contratto, perché se Caturano non è come io penso, e che tu abbia ragione, perché troppe cose mi ha insegnato per andarti contro, e quindi con la senilità siamo arrivati ad essere concordi su molte cose. Ma allora, che ti tieni un giocatore che fa 3 anni di contratto e che sicuramente ha tanti mal di pancia, diretti e indiretti, perché le cose a volte non le devo dire per forza i giocatori, ma lo devo dire anche l'ambiente che li circonda, e ci sono troppi mal di pancia, anche evidenti. E allora, se Caturano non ha i 90 minuti, ci spieghino come mai. Se c'è 90 minuti, ci spieghino perché non gioca, e a questo punto abbiamo tutti quanti ed è più chiare. Perché sì, Toscano, ma se qualcuno mi dice che Carnielutti, Ponzi, Di Noi e Bruzzaniti li ha voluti la società, li ha voluti Pastore, beh, salutino Pastore, perché non puoi metterti a comprare un giocatore 500.000 euro e fargli giocare soltanto 10 spezzoni. Angelo, siamo di alla partita. 30ª giornata. E ancora dobbiamo I 3 migliorare. attaccanti centrali del Catania hanno fatto in totale 10 gol. Esatto. In 3. Contro... E questa secondo me è l'espressione delle difficoltà tattiche di questa squadra. Allora- Perché è una squadra che non riesce a mettere l'attaccante centrale nelle condizioni di essere prolifico con continuità è un sintomo molto molto chiaro. Su questa considerazione di Alessandro ci fermiamo ancora, poi ripartiamo con Giulia con i messaggi. Abbiamo da fare la moviola, sono pochi, diciamo, gli episodi che Max ha messo in evidenza, e poi continueremo la nostra discussione, perché comunque non dimentichiamo che il Catania torna in campo lunedì. Attenzione, Ci fermiamo, pubblicità. Come dice Patanei fuori onda, sarebbero Sì. preziosi in Altro questi che. momenti. Altro che. Patanei, fra un Vero. poco riprenderemo. Andiamo di nuovo da Giulia. Vado. La vera mancanza del Catania è di Gennaro. Mi dispiace per mister Toscano, ma ha toppato tutte le sostituzioni, gravi errori le sostituzioni di Jimenez e Pieraccini. Ha solo indebolito i 2 reparti, non apportando nessun miglioramento poi in attacco. Visto che non si poteva vincere, non bisognava perdere. Pareggiare significava avere gli scontri diretti a favore con l'incognita Trapani. Il distacco poteva ridursi a 5 punti. Come sempre non c'è un piano B. Il 4-2-4 o sei il Brasile del 58 o ti consegna all'avversario, altro Mica- che all'arrembaggio. No, perché Io fuori lo onda ricordo. mica Cade a pennello. Che cosa avevi detto tu del 4-2-4? No, è Esattamente questo. È proprio esattamente questa cosa, né più né meno, ma soprattutto la cosa drammatica del 4-2-4 è che di solito è la soluzione per perdere immediatamente le partite, che poi è una cosa che mi fa impazzire. Se tu hai problemi per riuscire a realizzare, se metti 4 attaccanti ma non c'è nessuno che glielo passa perché i centrocampisti sono diventati 2, come potranno mai segnare questi poveri cristi? Non si capisce. Ma anche perché tu il Brasile del 58 lo hai visto giocare quando facevi il militare, quindi hai cognizione di causa perfettamente. Avevo meno qualche mese, meno però qualche mese. Conditivo, vai. L'ultimo messaggio, Giulia. Sì, rimaniamo sempre con Michele, perché ti scrivono: ma veramente possiamo vincere i playoff? Quindi possiamo ancora sperare nella promozione in B? Io personalmente non mi ricordo, il Catania ha mai vinto i playoff, io mi pare di no. Cioè che non ricordo, non l'ho mai Con visto questa vincere. formula no. No, poi la cosa interessante è che manco Toscano ha mai vinto i playoff. Ah, beh. Diciamo che per la legge dei Però grandi c'è sempre numeri la prima o poi esatto. questo si potrebbe verificare, però Tutto è possibile. prima o poi.
Bene, d'accordo. Per la legge grandi numeri ci aspettavamo che il Catania vincesse a Benevento, perché per la legge grandi numeri il Benevento doveva pur perdere una partita dopo un filotto. Catania a Benevento doveva pareggiare, così come doveva pareggiare a Salerno, non doveva arrivare in quelle condizioni di classifica a Salerno e a Benevento. Possiamo vedere il rendimento del Catania nel girone di ritorno, così tanto per restare... Sì, poi facciamo poi facciamo la moviola. Lo facciamo subito. Eccolo qua. Guardate un po', allora siamo tornati a quella considerazione di inizio trasmissione. Fine girone d'andata, 41 pari, Benevento, Catania. Girone di ritorno, Catania che è al quinto posto, addirittura dietro l'Altamura, il Cerignola e con appena 2 punti in più del Picerno. Fate voi. Che dobbiamo fare? Possiamo solamente subire, cioè non c'è poco da fare. Io l'unica cosa che voglio dire, cioè a prescindere Ed è la squadra con la peggior differenza reti. Esattamente, questa è la cosa. E soprattutto, no, 15-8, ma il numero dei gol fatti, Altamura è 19. 15-8, scusa. Sì, però il numero di gol fatti è veramente misero. 15 gol in 11 partite per una squadra che pensa di voler vincere il campionato è un dato. È la squadra che ha subito meno gol, molto è quella inquietante. che praticamente per quelle di testa è quella che certamente ha segnato meno gol rispetto a se noi osserviamo il Benevento, no? Assolutamente. Posso farvi una domanda? Ma allora in che cosa dobbiamo ancora migliorare? Siamo arrivati alla 30ª di campionato. Migliorare nella fase realizzativa. Questo è un discorso che non si può sentire. Quando qualche giornalista fa quella domanda, cosa deve migliorare? Ma quando? A 8 giornate dalla fine? No, ma mica lo dico io, lo dice lo scalo. Cioè, 8 giornate dalla fine? Allora, se l'avessi detto io, il problema è che siamo a 8 giornate alla fine di questo campionato e ancora parliamo di dover affrontare dei miglioramenti. Però Angelo, io non voglio fare l'avvocato di Toscano, però l'osservazione che voglio fare io è questa. Attenzione, sia chiaro, guarda che il mio discorso è basato sui numeri, non è un attacco a Toscano, anzi ho parlato sempre di dirigenza, perché mi hanno insegnato che la dirigenza ha un compito, ha il compito dell'indirizzo, ha il compito delle basi, ha il compito in questo momento di avere una vigilanza sulle cose che sono successe. Però non è che non sono successe attenzione, poche. in campo ci vanno i giocatori, d'accordo? Sì. Ora, se un giocatore è capitato la scorsa partita davanti alla linea di porta non segna, se un giocatore è capitato ieri sera si fa superare in maniera direi inopinata, no? E se un allenatore la colpa non è certamente dell'errore tecnico, non è certamente colpa di Toscano. Se un allenatore ha 5 cambi e hai 2 giocatori sfiniti, Casasola il migliore come rendimento in generale, ma il giocatore più sfibrato del Catania, era incavolato, arrabbiato, non ce la faceva più, aveva corso tantissimo. Torniamo al ragionamento di base. Perché realizzi soltanto 3 cambi su 5? Perché evidentemente nel suo pensiero e nella sua filosofia calcistica quelli erano i cambi che andavano fatti in quel momento. Perfetto. E allora, non posso però fare il difensore d'ufficio. E allora, come mi hai detto ora, allora, dimmi un giocatore del Catania che non ha speso l'anima nella partita di ieri. Non voglio dire questo, assolutamente. Hanno tutti giocato per come mi viene detto. Ci sono troppi errori, Angelo. Ci sono troppi errori nella fase, diciamo, realizzativa. Angelo, molto spesso. Il Catania attacca poi tu mi puoi dire, ma manca l'attaccante centrale sempre in campo, in alcune occasioni. Alessandro. Che è un buon tempone, mi ha detto, come ti sei svegliato anche tu, che ci bagni un po' il biscotto dal sogno. So che stanotte non hai dormito, quindi non ti sei svegliato. Io posso dire tutto il tempo. Allora, ma a fronte di una situazione del genere, come mi sono svegliato? Mi sono svegliato con un incubo, perché io mi aspettavo un sogno, in questo sogno magari in partenza, poi se Caturano a 20 minuti o 25 o si è mangiato il babà o se ha fatto le notti magiche, non lo so, però ti voglio dire, giocamelo dall'inizio. Mi dicono pure ti spalli le migliori cartucce all'inizio, dici tu? Io, se mi manca l'attaccante di riferimento, che finora non è stato Caturano, ma è un attaccante che ho avuto ed è infortunato per le prossime settimane, o dico, guardate signori, Caturano c'ha mezz'ora di partita, ha mangiato il babà e quindi non può entrare in campo se no per 20 minuti. Bene, ce ne facciamo ragione e cerchiamo di capire come mai ci hanno impiegato così tanto tempo a non rimetterlo in piedi.
ma dico Caturano perché è l'attaccante di riferimento, o il signor Bruzzaniti quando è arrivato a Catania, che ne so, si è innamorato del Caffè Europa e sta tutto il tempo lì la sera e si va a prendere, che ne so, gli arancini, la cipollina, i mozzarella. Basta. Bene. Ma allora perché non li metti? Sono giocatori che hanno comportato per la società un'esposizione importante e i numeri non li stanno... Capisco che stanotte non hai dormito. Il tuo sogno è stato smontato all'inizio ma enfatizzato alla fine, perché poi abbiamo concluso col 4-2-4. Col 4-2-4, col 4-2-4, ma con una squadra che praticamente ormai non ne voleva più sulle corsie esterne, non ne volevano più, ma con 2 sostituzioni ancora da fare, perché poi queste sono le coincidenze che però fanno il paio con i numeri, perché poi alla fine non ci ricorderemo più che il Catania ha messo paura alla strega, il trick e track, il Catania che si ricorda solo il risultato. Esatto, il Catania che era passato in vantaggio, il Catania che ha giocato anche una buona partita a sprazzi, perché il Benevento gliel'ha fatta giocare una buona partita a sprazzi. L'avrei voluta vedere una buona partita. Come diceva Arrigo Sacchi, quella finale del 94, nessuno si ricorderà del rigore sbagliato di Baggio, si ricorderanno che il Brasile ha vinto il mondiale. Basta. Siamo arrivati secondi. No? Ma perché non è un episodio e dall'altro lato c'è una squadra che ti ha preso 10 punti, 10. Stop. Però, e allora, però io penso sempre che adesso c'è una canzone di Vasco Rossi che dice ormai è tardi. Cioè, ormai è tardi, ormai bisogna pensare a quello che arrivano questi benedetti playoff. E allora ti rigiro la domanda che ti ha fatto il telespettatore. Il Catania, giocando così, perché è da 10 giornate che sentiamo dire dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare, Trippete dobbiamo migliorare, quando sono contento di come giocano, però poi i numeri sono quelli che abbiamo visto. Un po' di calma però adesso, facciamo rispondere allora, Michele, così, facciamo rispondere anche Max. Playoff ce li giochiamo alla pari con le prime seconde? Quanto gli danno la pari? Sui playoff posso dirti una cosa, se il Catania continua col rendimento che ha attualmente casalinga, Catania sale. Ma non gioca tutte le partite in casa, dai. Sì, però ti voglio dire, la partita determinante la gioca dopo sempre in casa. Però. Solo i quarti di finale. I quarti di finale. Ovviamente, ci mancherebbe altro. Fa la Final Four e sorteggio libero. No, ci mancherebbe altro. Però voglio dire, questa squadra ha comunque delle basi di un certo tipo. Cioè in casa questa squadra fino a questo momento una sicurezza. Il problema di questa squadra è quando vai in esterno. Allora, pensiamo al futuro, questa squadra in poi come deve pensare di arrivare il Catania ai playoff, cioè cosa dovrà cambiare, visto che qualcosa dobbiamo migliorare. Gli attaccanti sono sempre quelli, non ne puoi prendere altri che hanno una migliore mira. Rientra Cicerelli e che ne esce uno dalla lista dei 23 che è Raimo. E a quel punto cosa devi migliorare se il gioco è sempre quello? Se aspetti gli avversari è troppo facile, deve migliorare il rendimento esterno. Cioè tutto qua sta il problema. Mantenere il rendimento interno e migliorare quello esterno. Ma come si migliora il rendimento esterno? Ecco, il problema è che a parole è tutto sommato anche si migliora continuando e perseverando su questa strada perché non ce ne sono altre o ci possono essere altre strade? Ecco, se un giorno qualcuno si convince che ci sono anche altre strade, altre traverse, altre vie, forse chissà che possibilità ci potrebbe. Abbiamo un minuto prima della prossima sosta, vorrei dedicarlo ai messaggi e poi... Anche perché non abbiamo parlato... No. Però poi se Patanè permette non abbiamo parlato della vigilia di Benevento Catania, vorrei fare che ci ha rappresentato una pagina nerissima per il calcio. Fra un poco ci arriva, però vorrei andare dai telespettatori a casa. I messaggi sono veramente tantissimi, a proposito tantissimi, grazie. Grazie per l'affetto, per la vicinanza, per essere stati con noi ieri sera. Siete stati tantissimi per la diretta di Benevento Catania. Allora, Daniele, se mettete Toscano sulla panchina del Benevento, a quest'ora anche il Benevento avrebbe 10 punti in meno. Poi, ma è possibile che facciamo di tutto per complicarci la vita? Toscano che c'entra? L'errore di Casasola che anticipa il gol è un errore del difensore che c'entra l'allenatore. Il Catania ha giocato bene, ha fatto paura anche al Benevento. Sono i giocatori che non hanno gli attributi per chiudere le partite. Per
Per me, che non ne capisco nulla di calcio, se c'era Tabiani o un altro allenatore simile a lui, il Catania con questi giocatori già a marzo avrebbe vinto il campionato. Buonasera, la terza è a 7 punti da noi, quindi stiamo attenti per il secondo posto, perché Toscano sa giocare solo con il suo modulo, non sa mischiare mai le carte e quindi speriamo bene anche per i playoff. Virtualmente sono 6 punti, Giulia, perché il Cosenza è in vantaggio nei confronti del Catania nel confronto diretto, andata e ritorno. Una domanda da Angelo Patanè. Secondo te? No, perché No. abbiamo Ah, 15 già l'ha secondi. detta. Ma no, che già hai risposto. No, già hai risposto, no? Un secco no. Basta, ci fermiamo qui. fermiamo qui. Magari tutto può succedere. Basta, ci fermiamo qui. No. Continua a sognare. Andiamo Ormai è in stato pausa così sintetico. e dopo vediamo di poter fare questi 4 episodi a Moviola, poi dopo apriamo tanti discorsi. A fra pochissimo. Rieccoci in studio, adesso permettetemi di fare vedere questi 4 episodi di Moviola che abbiamo selezionato, anzi che ha selezionato il nostro Max Velotto. Sì, allora partiamo dal fallo di... aspetta, qual era il primo? Il fallo di Lunetta. Sì, in occasione del palo di Menez, perché non si riusciva a capire in presa diretta quale fosse l'azione che avesse, diciamo, interrotto il gioco. C'è questo tiro al centro di Casasola, spinta del portiere, e Lunetta impedisce Scognamiglio di arrivare sul pallone che arriva prima Jimenez, quindi l'arbitro ha fischiato, secondo me correttamente, questo intervento di Lunetta ai danni di Scognamiglio. Quando vede che sta arrivando Jimenez prova ad anticipare il giocatore del Catania, ma viene spinto dal giocatore del Catania, che tuttavia riesce a sbagliare un gol a porta e riesce vuota. a sbagliare comunque un gol a porta libera. Questo era il primo episodio, abbiamo chiarito dunque qual è stato l'intervento arbitrale. Il secondo, secondo me, è l'unico errore che può aver commesso Drigo, torno a ripetere, in una direzione secondo me nel complesso molto positiva, che è questa qua. Secondo me qua fa fallo il giocatore del Benevento, Di Noia si prende una munizione che giustamente dice io non ho fatto niente, anzi addirittura è lui che prende il colpo, quindi dalla telecamera opposta, da questa si vede benissimo che è lui che prende il calcio, quindi secondo me questo è un errore di valutazione dovuta secondo me o da una posizione errata che non riesce a cogliere e a leggere bene l'episodio, anche in un momento in cui il Benevento aveva già una ammonizione e forse magari in quel momento lui ha voluto equilibrare il provvedimento disciplinare sbagliando. prossimo episodio, qui andiamo alla munizione a Quaini. La munizione di Quaini che è fondamentale perché Quaini era in diffida, con questa munizione salterà la gara con la Casertana. Niente, è un copione ormai visto e rivisto quello di Quaini, è tra virgolette fortunato perché il braccio scorre sulla spalla del giocatore per poi finire la sua corsa sul viso del giocatore. In questa circostanza il Benevento richiama l'FVS per verificare la possibilità di un'espulsione diretta per fallo grave di gioco. Secondo me l'arbitro fa bene a confermare il giallo, secondo me era comunque un intervento che poteva fare lo stesso intervento con un gomito basso all'altezza, diciamo, della schiena e non all'altezza del viso, ma purtroppo è una prerogativa che ha Quaini di entrare in questa maniera. Ultimo episodio da vedere è il gol del 2-1 del Benevento. Il gol del 2-1 del Benevento purtroppo l'abbiamo messa non solo per risaltare, diciamo, quella che è stata la giocata del giocatore del Benevento che salta a Casasola, ma purtroppo l'atteggiamento passivo di Donnarumma che rimane completamente fermo. Dalla 16 metri si vede benissimo che gli altri 3 difensori salgono in linea, lui rimane fermo, convinto che il secondo tiro da fuori area non avesse nessun effetto, tant'è che lui prima risale, vedete ora i 3 difensori risalgono, lui rimane fermo convinto che il tiro fosse innocuo, in realtà viene respinto, tiene in gioco, anche se fosse stato comunque Mignani sarebbe rimasto comunque in gioco anche a seguito degli altri 2 giocatori, però la posizione di Donnarumma vi fa capire anche, diciamo, lo stato fisico e la condizione fisica di quel momento, dove l'emblema è Casasola che si fa saltare tranquillamente e Donnarumma che rimane fermo, sinonimo quindi di 2 condizioni fisiche arrivate allo stremo all'85esimo. Allora, abbiamo chiuso con la Moviola, adesso un'altra grafica. Cosa vediamo? Credo sia l'ultima
della stagione che vediamo, la seconda grafica è il confronto diretto Benevento-Catania. Da stasera la mandiamo in archivio, poi magari metteremo Catania-Cosenza o Catania-Salernitana dalla prossima settimana. E perdonami, scusami Sì, un attimo, prima che volevo dire che non è stata messa nella moviola, per onore di cronaca, siccome ho sentito anche nell'intervista di Lunetta, fallo di Micheli su Salvemi. di Lunetta, e poi ho letto anche un pochettino in giornata alcuni commenti sui social di alcuni tifosi che sostenevano, come ha sostenuto anche Lunetta durante l'intervista, che il fallo di Michele era completamente inventato. Io personalmente sgombo da ogni dubbio, perché secondo me è un fallo netto. Per apprezzare quel fallo bisognerebbe immedesimarsi in una situazione contraria. Se un giocatore del Catania avesse subito un fallo del genere al limite dell'area di rigore, domandatevi, chiedetevi e datemi una risposta se quella è la calcio di punizione o meno. Oh, benissimo. Adesso stavamo vedendo la grafica del rendimento a distanza tra Catania e Benevento, perché qui insomma c'è la storia di questo tracollo da punteggio pari a fine andata, più 10 del Benevento. La differenza enorme è il rendimento esterno. Catania, che è nel girone di ritorno, ha vinto soltanto a Monopoli, poi o pareggio sconfitte. Il Benevento le ha vinte tutte tranne a Caserta, che ha fatto 0-0. Quindi il distacco è tutto qui, ed è anche nei gol fatti, 22 contro 14, i gol subiti sono più o meno gli stessi. Quindi insomma è chiaro, è palese che il Catania in trasferta si è mangiato questo campionato. Possiamo vedere qualche altra grafica, oppure se possiamo preferisci andare alle chiudiamo, pagelle, così possiamo chiudiamo. andare alle pagelle e poi magari apriamo una parentesi sul discorso del pre-partita, Angelo, perché sta cosa non può passare così in cavalleria. Ci arriviamo chiudiamo con le pagelle per la partita di ieri. Esatto, andiamo a vedere che è stato il migliore Bellissimo della partita disputata ieri, ed è stato proprio lui, Simone Pieraccini, con voto 7. Pur non essendo mancino, trasloca da destra a sinistra senza accusare alcuna flessione nell'elevatissimo rendimento offerto nell'ultimo mese. L'incedere a testa alta, abbinato ad una discreta tecnica, gli permette di superare il crash test di serata contro Spidi La Mesta, a cui concede il minimo sindacale. Si fa notare anche in versione attaccante di supporto, con un paio di conclusioni degne di nota. A 10 dal termine viene sostituito e la sconfitta si materializza. Solo una casualità? Ecco, adesso invece passiamo alle pagelle del campetto. Iniziamo dall'allenatore toscano con voto 5. 5,5 per Dini, 6,5 Ierardi, 6 Miceli, 7 Pieraccini. 5 per Casasola, Quaini 6,5, Di Noia 6 e 6 anche per Di Tacchio, che prende il suo posto, e per Donnarumma. Jimenez 5,5, Caturano 6,5 che prende il suo posto, D'Ausilio 6, Bruzzaniti 6,5 che lo sostituisce, e infine Lunetta con voto 7. Patanè. Settimana scorsa, dopo Salernitana e Catania, ci avevamo dati un appuntamento, Alessandro, sul voto al tecnico. Ho detto avrei dato 8 al tecnico se avesse vinto la partita di ieri, ma quel 6,5 stampato su Salernitana-Catania grida vendetta, perché quella è una partita giocata al Catania contro una squadra cotta, stracotta. Vero che non devi vincere queste due, Angelo, hai perfettamente ragione, ma sei arrivato a questo punto del campionato e non lo abbiamo detto noi che erano le partite determinanti. L'ha detto Toscano, l'ha detto la società, lo hanno detto un po' tutti quanti, e allora adesso non possiamo fare finta che non abbiamo ascoltato, non abbiamo udito, non abbiamo visto niente. Fare le tre scimmie serve a poco se vogliamo bene a questa squadra, se vogliamo bene a questa società e se vogliamo bene a quei tifosi. Ne parleremo, Alessandro, che ieri piangevano. Ci sono stati ragazzi che sono venuti un po' da tutta Italia, c'è chi è venuto dalla Svizzera, c'è chi si è riunito sperando di ritrovare i fratelli che abitano a Catania. Ieri abbiamo vissuto delle scene emozionanti prima di questa partita, che Alessandro poi racconterà, non meritava un prologo del genere. Però è anche vero, tornando alla pagella, che il 5, il Catania, forse più serio e toscano, lo merita contro la Salernitana, così come contro una squadra totalmente derelitta abbiamo fatto fare un figurone
a Serse Cosmi, che è uscito contento, soddisfatto. Anche le pagelle dei giornalisti hanno detto beh, finalmente si è vista l'impronta di Serse Cosmi, salvo poi dopo 4 giorni andare a perdere. La partita di ieri contro il Benevento, in linea assolutamente teorica, la potevi anche perdere. Quella che dovevi vincere, quella con la Salernitana, e quella col Benevento di ieri l'hai persa sicuramente un po' perché ci hai messo del tuo, un po' perché la Salernitana in questo momento viaggia e ha aspettato il Catania tatticamente come immaginava che giocasse. Possesso Però non ha giocato male contro il Benevento, questo è onore del vero, no, attenzione. Non ha giocato male, Ha giocato una buona partita. Ma anche il Benevento a Catania aveva giocato una buona partita e secondo me ha perso immeritatamente, quindi queste due cose si bilanciano. Sì, no, per carità, ma io voglio dire, la partita di ieri del Catania, cioè, non c'è molto da ragionare, se non la parte finale del secondo tempo in cui Angelo, lì è stata una... ne conviene allora che la partita del Catania di ieri, in linea assolutamente teorica, in quel conto dei numeri delle trasferte del Catania che hanno condizionato, ma soprattutto al pari con quello che è stato il calciomercato di gennaio, perché lì da lì parte tutto. Se c'è un crack in termini negativi di questo Catania, se perdiamo 10 punti sul Benevento, li perdiamo in coincidenza del calciomercato, di un calciomercato che non ha portato né numeri né risorse né gol al Catania. Pochissima roba e pochissime esperienze per i giocatori voluti. Però Angelo, scusami, è un rammarico, lo dobbiamo assolutamente mettere in evidenza. Negli ultimi 20 minuti dove la partita si decide, parliamoci chiaro, quando una partita di quel livello è 1-1 e tu hai 20 minuti, qualsiasi pallone può essere quello decisivo. Negli ultimi 20 minuti, 15 minuti, abbiamo visto due situazioni realmente pericolose del Catania costruite, una su una punizione di Bruzzaniti da sinistra che ha messo un pallone perfetto per un colpo di testa e Quaini ha anticipato Lunetta, ma sarebbe stato gol di Lunetta al 99%. L'altra, il colpo di testa di Caturano sul cross da destra, prima vera occasione da attaccante che il Catania ha concretizzato con un colpo di testa del suo centravanti, e il rammarico aumenta perché questi due giocatori li abbiamo visti in campo una manciata di minuti. Rispondo al telespettatore, per mettere Bruzzaniti in campo dal primo minuto a chi devi rinunciare? Ma la questione ritorna ad essere praticamente... l'esempio di Mignani, no? Mignani arriva dalla Pianese, piano piano diventa un giocatore fondamentale, gli dai fiducia. Il paio con quello che è un sistema di gioco, che non è un dogma. Non c'è scritto da nessuna parte che il Catania deve giocare sempre con questo sistema di gioco. Non c'è scritto in nessun libro, tranne ovviamente nel libro della dirigenza e di Toscano. Se sono contenti entrambi, vuol dire che ci meritiamo questo, ma altrimenti Bruzzaniti può giocare in un altro contesto di gioco, in un altro contesto di sistema di gioco, con altre prerogative, può entrare a partita in corso, ma avere un riferimento lì davanti. Ci sono tante soluzioni e il Benevento ne è la prova più lampante. Benevento pre-Auteri giocava come il Catania, il Benevento che vince il campionato oggi a 10 punti di vantaggio sul Catania rinuncia a uno rinuncia a un sistema che era identico a quello del Catania, mette un quarto difensore, si schiera a 4, mette 2 centrocampisti. A gennaio compra davvero pochissimo col contagocce. Angelo, però devo dirti che il Benevento non ha avuto tutte le disgrazie di infortuni che ha avuto il Catania. Mamma mia. Però devi mettere, non ha fatto interventi sul mercato perché non si è ritrovato con un infortunio come Angelo, quello di Cicerelli, come quello di Di Gennaro, okay, come quello di Aloi. Allora, capisci che perfetto, allora ti fine rispondo. andata con gli infortuni di Cicerelli e di Aloi erano prime a attenzione, ma a lungo andare poi è chiaro che non si può reggere e si va Angelo, incontro a qualche piccolo... A lungo andare, se tu vinci 4 partite in trasferta su 15, vuol dire che la tua dimensione non è quella di prima della classe. Michele, cosa vuoi dire? Devo fare pubblicità? No, Angelo, ti rispondo subito. Allora, mi parlavi di Cicerelli. Chi viene al posto di Cicerelli? Bruzzaniti. Arriva con la fanfara, con gli arco di cavalli bianchi. Ti rispondo io. Pubblicità. Mezz'ora a Pubblicità, partita di media. Non può essere così.
Stasera è più complicata delle altre serate. Andiamo da Giulia. E i nostri telespettatori curiosi scrivono: se la dirigenza decide, può esonerare Toscano, ma Patanè e Vagliasindi, chi li può esonerare? Alberto Cicalini. Che salutiamo, ciao Alberto, se ci stai Lo seguendo, salutiamo, così siamo. puoi esonerarli. Con raccomandazioni di Michele. Con raccomandazioni di Michele. Figurarsi. Alberto Vabbè. ci licenzia. Adesso torniamo a occuparci. Per una volta che ho parlato di numeri anch'io è successo il cataclisma. No. Vagliasindi Ne parla sempre. Ne parla sempre, non succede nulla. Ma ci vogliono esonerare insieme, quindi non ti preoccupare. Sai chi era venuto al posto di Donnarumma? Sì. Ponzi. Sai quante partite ha giocato? Sai quanti Ora e minuti? mezza. 46 minuti di media. Ma tra Caro l'altro mio. quando ha giocato, insomma, non è esattamente un Ma poi si era giocatore. fatto ieri- forse un po' male, no? E siccome Max Velotto giustamente Però ieri era pienamente disponibile, Era aveva veramente recuperato. Max ci fa vedere come Donnarumma, poverino, non ne poteva più e mancavano pochi minuti dalla partita. E Carlo Breve in telecronaca ha detto: ragazzi, questi sono gli ultimi 10 minuti qui, 5 minuti, chi segna qui vince la partita. E tutti ci Poi chiedevamo. se segni negli ultimi 5 minuti è facile ipotizzare che poi vediamo chi porta a casa la c'è, partita. vediamo chi c'è, a destra, vediamo chi tiriamo c'è. a destra e Esatto. Ponzi a sinistra. Capito? Ne abbiamo due, un paio, ce l'avevamo due, ma uno che gioca una media di 46 minuti in tutte le partite quando sei arrivato a Catania. Ma che l'hai comprato a fare? Allora, Patanè ha una spuzia di gaffi che la fare vedere con Vagliasindi torniamo al che, ragionamento. che ha Se lo lavorato di vuole la notte. dirigenza, si licenzi la dirigenza. Ok, Ma- se lo Però vuole Angelo, e chiudiamo perché poi dobbiamo giustamente parlare anche di quello che è successo prima della partita, perché sembra doveroso e giusto anche il rispetto nei confronti dei tifosi, di quelle persone che hanno investito soldi persi per non vedere uno spettacolo per il quale avevano investito. Però mi viene una domanda, mi viene così spontanea un pensiero che mi martella un pochettino nella testa, e la voglio fare questa domanda ad Angelo. Noi si è parlato Una dall'inizio... domanda a Patanè? Sì, ma Amicale, velocissimo. falla amicale, io La faccio La fai al tavolo. la faccio al Esatto. tavolo, la faccio al tavolo. Allora, non si è parlato dall'inizio del campionato che questa squadra ha 22 titolari, 23 titolari, ok? Io la sensazione che mi passa dentro di me è che Toscano ha sempre sostenuto che tutti si sentono facente parte di un progetto, tutti si sentono titolari, tutti possono giocare in qualsiasi momento. Questa mia riflessione può portare ad un altro pensiero, ad una chiave di lettura, che è questa qua. Il fatto proprio che lui quasi, tra virgolette, debba rendere conto a tutti dei titolari, perché parliamoci chiaro, Caturano in panchina, Rolfini in panchina, Bruzzaniti in panchina, D'Ausilio quando gioca Lunetta Jimenez in panchina, cioè non è che quasi quasi lo ha portato a dover per forza poi nell'arco delle partite a far giocare obbligatoriamente tutti per mantenere anche un livello all'interno dello spogliatoio equilibrato, che finché ti è andato bene, dopodiché non è più andato bene, non ti ha portato risultati, e questo ha portato poi ad non avere una formazione fissa, ben precisa, che dice il Catania gioca così. ti rigiro la domanda. Poi sembra che Max, i cambi venivano fatti quasi per far giocare a quello, per far giocare a quello, per far giocare a lui Max, e per mantenere allora, quell'equilibrio in dove 10 si secondi facevano mi parte rispondi, del Max, in 10 secondi mi rispondi, ma allora è che chi deve migliorare in cosa? Perché adesso ci stiamo proiettando nei playoff. Mi rispondete, visto che l'argomento è ampio e tutti vogliamo il bene del Catania, chi deve migliorare in cosa? Abbiamo una ricetta, perché io ancora chi deve migliorare non l'ho capito. Ma la domanda... determinare un 11 di base ben preciso con delle idee tattiche ben precise, Ma e possono essere le dopodiché stesse se idee. c'è necessità entrano, se non c'è necessità non entrano. Ti ha Direttore. risposto Michele. Sì, però dico, la considerazione che faceva Max mi detta questa risposta. Il problema che hai sollevato tu me lo posso aspettare come tipo di soluzione da Floro Flores, che ha 17 Giovane. panchine da professionista, non da un veterano come Toscano, ok? Angelo, Però io ribadisco il concetto. Non è l'ora del processo a Toscano. non, difatti non lo stiamo facendo. Non lo è, non è assolutamente l'ora per il processo a Toscano. In questo momento bisogna andare avanti, e se la società vuole andare avanti e sta dimostrando che vuole andare avanti con Toscano, bisogna andare avanti con Toscano
e tutti quanti devono cercare di aiutare Toscano, a partire da chiunque va in campo, lo devono aiutare in qualche maniera. Lui però si deve anche sforzare per certi versi per trovare anche delle soluzioni alternative a quello che è un modulo più che monotono, sempre uguale a se stesso. Cioè ormai anche le squadre avversarie hanno capito come si può bloccare il Catania. E poi, e su questo secondo me non bisogna parlarne mai più, se il Catania avesse giocato come ha giocato a Benevento e come ha giocato a Salerno in determinate trasferte contro squadre che vogliamo chiamarle squadre, ma insomma ci vuole un po' di buona volontà, non staremmo qui a parlare di certe cose. Questa squadra è assolutamente diversa quella che abbiamo visto a Benevento, a Salerno, rispetto a quella che abbiamo visto a Sorrento. E allora? Perché? Questo è il perché che si deve chiedere il signor Toscano. Abbiamo perché? ancora un girone da finire e i playoff da organizzare. E quindi la ricetta qual è? Vincere. Sante parole di Michele. Dovremmo toccare questo tasto perché, ripeto, sta scorrendo la trasmissione, ma Alessandro, io c'è il tasto stata... ti lascio il microfono perché io l'argomento l'ho trattato in apertura di telecronaca raccontando proprio il dispiacere e anche l'indignazione per quello che è accaduto. Adesso vai tu. C'è stata una gestione, a mio avviso, scellerata di questa organizzazione della partita, perché non puoi aprire la prevendita con già presenti tutte le ipotetiche criticità che poi hanno determinato il divieto di trasferta per i residenti in Sicilia. Non la puoi aprire e chiudere, diciamo, emanare questo divieto a 36 ore dalla partita. Cioè, è incomprensibile, perché se le criticità erano gli incroci con i tifosi della Cavese e del Cosenza, il calendario lo sai già da quest'estate, le partite sono quelle. Posso dire che se sul tavolo della questura di Cosenza, se sul tavolo della questura di Cava, se sul tavolo della questura di Catania arrivano però nelle ultime ore delle informazioni che fanno pensare che è possibile che possa accadere qualcosa, è chiaro che qualcuno deve prendere una decisione. Ma l'inimicizia delle tifoserie tra Catania, Cavese e Cosenza, dico, non sono insorte 36 ore prima della partita, sono fatti... Sì, magari però si è aggiunto una informazione o si sono aggiunte più informazioni convergenti. Non aprire la prevendita direttamente. Cioè è una questione di logica, di rispetto. Questa logica qua, che Catania, poveretti, cioè i tifosi del Napoli, con tutto il rispetto, sono andati a Verona. Bisogna attraversare tutte le Calabrie per andare a fare tutte le partite, perché tolto Cosenza e Crotone poi devi attraversare tutte le Calabrie per andare a fare le partite. Se lo metti, se ragioni in questa maniera qua, le criticità le trovi in tutte le trasferte. I tifosi del Napoli sono andati a Verona, Verona e Napoli, c'è una rivalità pazzesca, sono andati trasferta assolutamente libera. Cosa vuoi dire? Un argomento in più è il Catania ieri si giocava la possibilità di quantomeno avvicinarsi alla prima in classifica. È la partita più attesa del campionato, la partita più importante del girone C della Serie C. Si scontravano Benevento e Catania, due tifoserie amiche. Adesso, se per una volta non fai la par condicio e dice ai tifosi della Cavese statevi a casa perché devono passare i tifosi del Catania, non succede nulla di così trascendentale. Se dici agli altri tifosi che possono incrociare il Catania, per una volta passano i 1.400 a Catania a cui abbiamo già venduto il biglietto e organizzi un servizio di sorveglianza adeguato per una situazione che comunque sul campo a Benevento non fa correre rischi a cose e persone. Per la partita di ieri io penso che andava assolutamente previsto uno stop alle altre tifoserie. Un piano straordinario. D'altronde, da Cava, quanta gente sarà partita per vedersi la partita? 30 persone, 40 persone. A Cosenza, quanti avranno? Andati a Potenza. Andati a Potenza. Quante persone? Mettiamo 200 persone, 150 persone. Ne partono 1.400 da Catania. Per una partita che può valere... Angelo, scusami, io in questa storia ho sentito una forte puzza di politica, ok? Sì, Alessandro,
perché anche, è una cosa troppo strana, troppo, Alessandro, troppo anche, repentina. Però poi noi facciamo questo lavoro, però, le informazioni ufficiali ci dicono che poi nelle ultime 36 ore è successo là alla Catalla. Sì. D'accordo, però puoi predisporre come si faceva una volta, perché altrimenti i tifosi a Catania non potranno andare a vedere nessuna partita dei playoff, perché se poi per andarsi a vedere una partita dei playoff, quando le andremo a fare, Lo passano a Cosenza, dovranno transitare devo passare da a Cava. Cavaliere, da Cosenza, Ma devono magari non ci attraversare. sarà la coincidenza che c'è stata in questa settimana. Ma la Patanè. coincidenza, una volta che c'è Plurima, stato, attenzione, c'è coincidenza stato, plurima. ma una volta che è stato esteso il divieto ai sostenitori a Cosenza e anche a quelli di Cava dei Tirreni, Ma la tua osservazione, devo dire, Ma che da caro questo mio, punto di vista Cioè, è diciamo, ineccepibile. ineccepibile, perché c'è se La partita quante- che vale il campionato. quante vale il volte la campionato tifoseria del Catania è stata bloccata per per andare altre. in trasferta? Perfetto, ma allora, vale da il questo punto campionato di vista, tra due tifoserie gemellate e quindi non hai problemi di ordine pubblico, non stai andando ad Avellino, Certo. no, non è che stai andando a Salerno ad Avellino, stai andando a Benevento, dove tutti si vogliono bene, tutti si applaudono, tutti si abbracciano, come dovrebbe essere, così, con un po' di fantasia favolistica in tutti i campi. Non è così, e allora li blocchi a Salerno, va bene, però non li puoi bloccare a Benevento. Hai bloccato quelli della Cavese, bene, predisponi ieri un servizio di polizia straordinario a Benevento. Appena usciti dal casello dell'autostrada ci hanno chiesto se noi volevamo essere scortati. Era un servizio straordinario di questioni di polizia che fanno un lavoro davvero encomiabile. Secondo me te l'hanno chiesto perché ti hanno riconosciuto. Per una partita che non aveva più di bisogno, perché poveretti stavano lì a dare un servizio alla gente per un allarme che era praticamente pari a zero. Li blocchi gli altri, fai passare i catanesi e insomma, per una volta funziona allora, guarda, così. chiudiamo questa Perché cosa. non vorrei che sia un precedente che si ripeta Diciamo, un momento della durante i trasmissione playoff. piuttosto importante, diciamo, con un nostro telespettatore che ha mandato un messaggio carinissimo, non so se riusciremo a farlo vedere, però nel frattempo lo possiamo anticipare. Allora, si possono organizzare le trasferte a questo punto in maniera spiritosa. Con la le nave. trasferte si fanno per nave, Sì. non si fanno più attraverso terra, Vero, e quindi l'ho si scritto. evita che ci possano essere incroci. Io ieri tifosi del Catania È anche una sul battuta, traghetto. passami, diciamo così, Traghetto, in no, qualche no, modo, diciamo, abbiamo sdrammatizzato da questo punto di vista. Però certo, per chi ha comprato il biglietto, per chi ha fatto il biglietto dell'aereo, per chi ha fatto, è certamente Ma perché un precedente, Alessandro ha ragione, è perché se è un precedente politico, la Angelo, partita più importante senza se, Angelo. Ah, ok, giacché è un precedente di polizia, chiamiamolo così, di allarme e probabilmente per buona parte anche politico, beh, la politica ci può venire remare contro anche alla semifinale dei playoff. ci possiamo fermare qui. Patanè. L'unico- L'unico che non va bene. L'unico che ha fatto le dichiarazioni sul tema è stato il senatore Salvo Pugliese. Ok, poi c'è stato un silenzio assordante. Ci fermiamo, Ci fermiamo. ultima sosta, e dopo dobbiamo parlare anche dei non griglia playoff, ma dei papabili delle squadre che possono andare ai poi dobbiamo playoff, parlare di griglia playoff. e poi parleremo anche del prossimo avversario, che è la Casertana. Allora, siamo nell'ultimo segmento di Corner. La prima grafica che andiamo a vedere, Alessandro, Ce la è quella racconta Giulia. del calendario? È il calendario, perché infatti andiamo a vedere quando gioca il Catania. Gioca lunedì 9 marzo alle 20:30 Catania-Casertana, domenica 15 marzo ore 14:30 Altamura-Catania, lunedì 23 marzo ore 20:30 Catania-Casarano e sabato 28 marzo ore 20:30 Latina-Catania. Questa è la prima grafica che abbiamo mostrato. La prossima grafica che andiamo a vedere. Andiamo a vedere le squadre che così, ad oggi sembrano le più attrezzate in ottica playoff. Andiamo a vedere nel girone A, dietro il Vicenza che ormai ha più di un piede e mezzo in Serie B come il Benevento sostanzialmente, c'è il Brescia allenato da Eugenio Corini, un club ricco che ha preso Pasini, l'ex presidente del Lumezzane, Sì. mi pare, 56 punti in 30 gare. Nel girone B abbiamo in testa l'Arezzo, qui diciamo lo scarto è più esiguo tra la prima e la seconda, quindi diciamo che ancora qui i giochi non sono fatti, però ad oggi abbiamo
secondo l'Ascoli con 59 punti in 29 partite. Ricordiamo che qui è stato escluso il Rimini, quindi le squadre hanno un numero di partite diverso dagli altri due gironi. Infatti l'Arezzo ha 28 partite, loro 29. Esatto. Poi abbiamo il Ravenna con 57 punti in 29 partite e poi staccata la Ternana a 42 con 28, ma la Ternana rimane sempre una squadra da prendere con le pinze, ha giocatori importanti, Liverani che insomma è un allenatore navigato, un lotto di squadre insomma da tenere in considerazione. L'Ascoli tra le tre mi sembra la squadra con un potenziale offensivo più importante, perché l'allena tra l'altro un ottimo allenatore. Ravenna ha fatto un girone d'andata strepitoso, era in testa, sembrava destinata a una cavalcata solitaria, e poi la Ternana, ribadiamo, la teniamo in considerazione per struttura, per qualità tecniche, anche per e anche per l'allenatore che comunque insomma è uno che conosce bene. Anche per piazza bollente e che in questi casi si salta. Assolutamente sì. Alessandro, Nel girone C abbiamo, oltre ovviamente il Catania, il Cosenza che è in forte risalita, terzo in classifica con 53 punti in 30 partite, la Salernitana quarta con 51, quinta la Casertana, e valuterei anche il Crotone, che comunque ha un ottimo allenatore secondo me come Longo. È una squadra che, seppur ha avuto diciamo delle cessioni importanti a gennaio, continua a praticare un calcio bello da vedere e che in una sfida secca può sempre dare Mi permetti dei che la grattacapi. aggiorniamo di settimana Sì, in c'è una settimana correzione da questa- fare. La partita con il certo. Latina rispetto a quello che abbiamo fatto vedere si gioca alle 14:30, non alle 20:30. Probabilmente c'era un errore in grafica, Ok. adesso lo rettifichiamo. Però volevo dire anche un'altra cosa, Alessandro. Stiamo parlando di playoff. Vogliamo spiegare cosa significa e cosa può valere arrivare secondi? Significa entrare direttamente ai quarti di finale, La fase l'equivalente dei quarti di finale, con il vantaggio di giocare la seconda partita in casa, e che in caso di parità di differenza reti tra andata e ritorno passa la squadra meglio classificata. Questo sola per i partita, quarti. Per i quarti di finale, Dalle semifinali, andate e ritorno. andate e ritorno. Ok. Poi chi supera questa fase accede alla quattro Final Four. Le quattro A squadre. quel punto cessa qualsiasi tipo di vantaggio, ci sarà un sorteggio integrale che stabilirà il tabellone già delle semifinali e delle finali. Sempre andate e ritorno. In questi casi, a parità di differenza reti andate e ritorno, si disputa, cioè si calciano i rigori, quindi il barrage verrà risolto dai calci di rigore. Quindi- E chiaramente giocare in casa o in trasferta lo stabilirà il sorteggio. E qui là, Non là ci- sarà importante segnare gol. Assolutamente, Non tanto non prenderli, ma fare un gol sicuramente più. È interessante che come attore Angelo Gagliano, no? Perché lui sta facendo in questo momento la parte di colui il quale non ha mai visto nella sua vita una partita di playoff. Sono 24 anni che vede i playoff. No, ma anche di comunque, più, no, mica. infatti, anche di più. 24. Vabbè. No, vabbè, ma No, per carità. per me era importante spiegare a chi è a casa, fare Ci spiegare ad mancherebbe. Alessandro. Comunque, Perché le regole aggiorneremo- potevano anche cambiare da un anno all'altro. No, Aggiorneremo però sono credo questa che- grafica di settimana in settimana per capire anche Come chi sta- arriva, come chi va. arriva diciamo, nelle condizioni migliori ai playoff. No, diciamo che questo regolamento dei playoff credo che è cambiato lo scorso anno, se non ricordo 2 male. anni fa. 2 anni fa, Sì. quindi diciamo che è cambiato rispetto alle altre. Ancora mancano le date ufficiali, però insomma Ci arriveremo alle date la ufficiali. formula rimane questa, e quindi continueremo a monitorare da qui alla fine della stagione. Adesso dobbiamo Ancora parlare. nessuno mi ha spiegato come ci arriva il Catania da qui alla fine Che senso come ci arriva? della regular season, come ci arriva, con che sistema di gioco ci arriva, con che uomini ci ma non arriva te lo possiamo dire noi. e in che cosa questa squadra deve migliorare. E se finalmente impara l'arte di fare gol, perché questa squadra non conosce l'arte di fare gol. Ti aveva Molto risposto Micave? Chiedilo a quelli che l'anno scorso sono stati i capicannonieri e anche in questa stagione assist man che non fanno più assist, attaccanti che non fanno più gol. Sì, vero, abbiamo spolverato un attaccante che non è attaccante come Lunetta e l'abbiamo fatto diventare bomber di questa squadra, ma è anche vero che su quest'altare si sono sacrificati dei giocatori voluti dal Catania e che ancora hanno espresso zero rispetto alla Ma dico ora potenza. che rientra Cicerelli. E quando rientra Cicerelli? Già la partita di Altamura potrebbe
avere qualche minuto, ma dico ora che rientra Cicerelli, Bruzzaniti va in tribuna. La domanda era quella che facevo, e la risposta Se senza Cicerelli Bruzzaniti gioca 10 minuti, Esatto. a me rientra Cicerelli, Bruzzaniti va in tribuna. Ma difatti era la risposta che volevo dare al telespettatore che mi diceva, beh, se fai giocare Bruzzaniti, gli altri dove li metti? E beh, c'è un solo sistema di gioco, e allora ora che rientra Cicerelli, l'altro è Bruzzaniti, dove li va a mettere? Perché devi mettere due? No, perché se oggi stanno in tre là davanti, io adesso devo... Ma se cambia sistema di gioco magari c'è più possibilità anche di... Alessandro, sei contagiato. Alessandro, c'è una curiosità di un nostro telespettatore. Il gol in trasferta vale doppio? No. Ormai non è più come una volta, è cambiato anche. Già in Europa è così. Già in Europa è così, e quindi ci siamo adeguati anche in Italia. Vogliamo parlare del prossimo avversario perché abbiamo 4 minuti di trasmissione? Certo. No, l'annunziamo? No. Andiamo a dare uno sguardo alla Casertana, che è reduce da una vittoria importante nel derby molto sentito con la Salernitana, ha risolto un gol di Butic, la Casertana ha anche sbagliato un calcio di rigore, però nelle ultime trasferte ha fatto male, ha perso 4-0 a Siracusa, a 3-2 a Casarano e in precedenza a Cosenza con lo stesso punteggio, quindi in trasferta nelle ultime uscite è andata molto male. Complessivamente ha un bottino di 5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte fuori casa, con 18 gol fatti e 22 subiti. I migliori marcatori sono Accursio e Bentivegna 8 gol, Proia 5, Casarotto e Ciano 4, Heinz 3. All'andata finì 2-2 con un finale insomma atroce per il Catania, che prese il calcio di rigore praticamente nel recupero con quel fallo di D'Ausilio su Casarotto. E vediamo l'ultima formazione che ha schierato Coppitelli proprio contro la Salernitana, un 3-5-2 con De Lucia in porta, Martino, Conte e Bacchetti il pacchetto di difensori, Ucadda e Giano sulle corsie, Girelli, Toscano e Pezzella in cabina di regia, con primi cambi Proia e Sacco, che è un giocatore di colore che è arrivato a gennaio, centrocampista di grande impatto fisico. E poi in avanti hanno giocato Casarotto e Butic con i subentri di Bentivegna e Vano. Sono indisponibili Liotti, l'esterno di fascia sinistra, e Rocchi, il difensore centrale. Verrà squalificato Giano, che era in diffida e ha preso l'ammonizione nella partita contro la Salernitana, quindi qualche problema a sinistra. Potrebbe giocare Viscardi, insomma, che era un ex del Benevento, andato in prestito a gennaio alla Casertana, potrebbe essere lui a giocare a sinistra. Domanda amicale, ma come ci arriva il Catania dopo il crollo probabilmente delle aspettative alla prima posto? La preoccupazione perché più grande dobbiamo in questo lavorare momento per vincere i playoff da questo momento in poi. La preoccupazione più grande è proprio questa: il Catania deve reagire a quella batosta che è arrivata da Benevento, che non è tanto derivata dal fatto di aver perso 2-1, perché poi in realtà il Catania ha perso quando ha giocato in maniera scriteriata con quel modulo che non apprezziamo, ma più che altro è un fatto mentale. Catania non deve sgonfiarsi, il Catania in questo momento deve pensare che sta cominciando un'altra volta un altro campionato, prima per difendere innanzitutto questo benedetto secondo posto che è fondamentale, e poi soprattutto per poter arrivare ai playoff con una mente, diciamo, sgombra, preparare questa squadra anche atleticamente, perché in questo momento la squadra qualche problemino ce l'ha dal punto di vista atletico, e se giocano sempre gli stessi, ed è anche giusto, perché giocando sempre gli stessi, soprattutto in ruoli molto dispendiosi, quali sono quelli naturalmente degli esterni a tutta fascia. E la cosa più importante, e penso che sarà fondamentale anche ancora una volta in questo caso, l'apporto dei tifosi. Sarà molto importante. La scheda dell'arbitro, Max? Sì, parliamo dell'arbitro. Scusa. Sì, già è stata fatta la designazione dell'arbitro di lunedì, che sarà Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1. È un terzo anno, secondo me non è ai livelli di Drigo. È un arbitro che ha fatto un ottimo secondo anno. Lo scorso anno come secondo anno ha fatto 2 partite dei playoff, che per un secondo anno è un buon obiettivo, sinonimo di una stagione molto positiva. Ha fatto addirittura la finale di Supercoppa a Entella Avellino lo scorso anno, era partito quest'anno con delle ottime credenziali. Il suo curriculum non restituiscono un elemento di altissimo livello. Secondo me è un arbitro in crescita, ma non è sicuramente a livelli di
di Drigo Ma che abbiamo d'altronde visto. non è più Benevento Catania e neanche Salernitana Catania. E infatti secondo me la designazione è giusta. Siamo scalati anche nel ranking delle designazioni. È normale, è un ranking assolutamente diverso, arrivano arbitri diversi. Però non dimentichiamoci che questa partita all'andata riservò un po' abbastanza polemiche proprio sull'episodio che raccontava Alessandro sul rigore di D'Ausilio, Angelo, il rigore di D'Ausilio ai danni di Casarotto, che procurò poi tantissime polemiche proprio perché fu concesso questo calcio di rigore. Primo, chi è arrivato prima sulla palla. Secondo, chi è arrivato prima dopo e poi scaturì il 2-2 al 93. Allora, Angelo, 90 anni siamo di alle calcio. 22:15, anzi è 16. 90 anni di calcio di Michele. Cosmi ha detto dobbiamo concentrarci sui playoff, ma che significa? Li metti a raffronto queste due espressioni, dobbiamo migliorare, lo dice Toscano, e dobbiamo concentrarci. Dobbiamo pensare ai playoff, l'ho detto anche sì, dobbiamo migliorare, però è chiaro. Se Però, no... infatti Cosmi si concentra molto sui playoff, che ha già perso la terza posizione. Esatto, questo lo so. Io Quali giocatori penso devono che migliorare, in questo Angelo? momento sparare sulla Croce Rossa non ha senso. Io credo che questo è il momento invece di cercare di trovare un'unione e portare avanti questa squadra, perché questa squadra ha le caratteristiche per vincere questi playoff. Io le ho viste le squadre giocare, il Brescia e tutto l'altro, non mi sembrano poi così, non sono delle squadre che si possono, non c'è il Benevento, ecco, per essere più chiari, non ci sono squadre di quel livello, però qualcosa deve cambiare. Per esempio, può darsi anche che un giorno si sveglia e cambia modulo, giochiamo col 3-5-2. Anche lui sta giochiamo con i due sognando. attaccanti. È un sogno che è contagioso. Allora, continuate tutti a sognare. Rispondiamo velocemente a un telespettatore che chiede se ai playoff verrà utilizzato l'FVS o il VAR. Il VAR. Il VAR. E il VAR. Bene, andiamo da Spegnete le Giulio. luci che noi continuiamo a Due sognare. messaggi, dai. due messaggi, Giulio, due messaggi. Facci continuare. La museruola per Patanè e quella ci può servire. E poi aveva ragione Vagliasindi, il Benevento quando va in attacco porta tanti giocatori e il gol lo fa. Questo è il mister Toscano e i giocatori lo sapevano, ma speriamo comunque nei playoff. La profezia di Vagliasini si è verificata perché ha detto il Catania deve fare 2 gol per ci provare spengono le luci, a vincere la partita. ci stanno Doveva fare spegnendo le 2 luci. per pareggiare. Allora, sta per partire la sigla, devo ricordare che fra poco c'è di nuovo stavolta la differita integrale con Patanè e Carlo Breve della partita di ieri sera tra il Benevento e il Catania. Con diretta stadio noi ci ritroviamo ovviamente lunedì sera a partire dalle 20, poi spostiamo in avanti di un giorno sia anteprima corner che corner a martedì e poi si ricomincia con preview venerdì e torniamo poi domenica di nuovo con diretta stadio. Adesso spegnete le luci. Spegniamo le luci. Buonanotte a tutti. Lasciateci sognare. Buonanotte. Buonanotte.